Il sindaco di Carceri, Tiberio Businaro, prende carta e penna e scrive al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e al prefetto di Padova Renato Franceschelli, diffidandogli dall'inviare migranti nel suo comune. Si diffida all'illustrissimo ministro dell'Interno ed ogni organo ad esso frapposto a non assegnare al comune di Carceri persone di origine ignota, generalmente definiti profughi ed in specie privi di originali documenti di riconoscimento, scrive Businaro in un perfetto burocratese. Il primo cittadino del piccolo comune padovano fa la voce grossa: il ministero sarà responsabile di ogni spesa necessaria a prevenire il contagio di malattie e l'adozione di misure di pubblica sicurezza. Secca ed immediata la risposta del prefetto di Padova. Si tratta di una posizione unilaterale e politica, quella del sindaco Tiberio Businaro, della quale non posso far altro che informare il ministero. Non sono certo io a prendere decisioni, spiega Franceschelli. Se non arriveranno profughi non li assegneremo ad alcun comune, se arriveranno capiremo come gestire la situazione così come è stato fatto in passato, conclude il prefetto.